Muore durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere legato alle Olimpiadi Milano-Cortina. La famiglia chiede chiarezza e presenta denuncia. Indagini della procura. Salvini addolorato, dice, per la tragedia. Grave incidente sulla pista di motocross di Isola Vicentina. Una giovanissima motociclista cade e si ferisce alla colonna vertebrale e rischia la paralisi alle gambe. Ore forse decisive per la liberazione di Alberto Trentini. Il Lido di Venezia resta in attesa. Il messaggio di Marco Zennaro, l'imprenditore che rimase un anno in carcere in Sudan. Picchia e minaccia la moglie davanti ai figli piccoli. 33enne arrestato dalla polizia. Romano De Zellino, le parole all'arrivo degli agenti. Cosa volete? È una faccenda privata. Ha reciso con un flessibile 5 pali dell'illuminazione pubblica perché a suo dire erano installati sulla sua proprietà. 36enne di Colognola ai Colli, nel Veronese, arrestato dai carabinieri. Nella chiesa di Asseggiano l'ultimo saluto a Massimiliano Ferru, il 49enne travolto da una valanga sulle piccole Dolomiti. A Recoaro il messaggio degli amici. Voli cancellati e turisti bloccati sull'isola di Socotra nello Yemen, tra di loro anche 2 ragazze di Pove del Grappa, sono riuscite però a tornare a casa. Sale di livello il braccio di ferro della popolazione della zona di Montecchio, Precalcino e Villa Verla contro l'inquinamento delle acque. Il comitato Tuteliamo la Salute ottiene l'ammissibilità della petizione in Europa. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e partiamo dunque dalla morte di un 55enne durante un turno di vigilanza notturno in uno dei cantieri legati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Siamo a Cortina d'Ampezzo, i soccorsi sono stati purtroppo vani, la famiglia chiede chiarezza e presenta denuncia. La magistratura ha avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto. Un altro morto sul lavoro, questa volta in uno dei cantieri simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. È accaduto nel cuore della notte tra l'8 e il 9 gennaio allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo. Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, originario di Brindisi, è stato trovato senza vita mentre stava svolgendo il proprio turno di lavoro. L'uomo, alle dipendenze di una società di vigilanza contrattualizzata da Fondazione Milano Cortina, era impegnato nell'attività di sorveglianza all'esterno dello stadio, in un'area esposta e con temperature rigide. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. La terribile notizia ha raggiunto la moglie a Brindisi. Appresa la notizia si è recata a Cortina, dalla Puglia è salita su e quindi insomma ha visto tenga conto che insomma il marito lamentava attraverso telefonate, videochiamate, insomma questi turni un po' abbastanza insomma logoranti. A parlare con noi al telefono è l'avvocato Francesco Dragoni del Foro di Lecce, cui la moglie di Zantonini ha affidato l'incarico per fare luce sulla tragedia. Delle condizioni di lavoro logoranti del marito la donna era a conoscenza da tempo e certamente la bolla di gelo che ha avvolto tutta la provincia in questi ultimi giorni ha contribuito a rendere ancora più difficile la sua attività, specie di notte. Per questo la famiglia non crede a una fatalità. Ha sentito e avvertito il dovere insomma di fare una denuncia, quindi ha fatto un esposto presso la caserma dei carabinieri di Cortina. La denuncia è stata formalizzata ai militari della compagnia di Via Guide Alpine. Gli atti sono arrivati alla procura che ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia che potrebbe già essere eseguita lunedì prossimo. L'accertamento medico-legale dovrà chiarire le cause del decesso e verificare se le condizioni di lavoro possono aver avuto un ruolo determinante. Come riferisce l'avvocato Dragone, il vigilante aveva espresso più volte alla moglie il disagio per i turni notturni e per una situazione lavorativa ritenuta pesante e poco tutelata. Ovviamente noi attendiamo l'esito degli esami che saranno insomma espletati dal medico legale nominato dalla procura. All'esito ovviamente delle risultanze ovviamente la famiglia poi valuterà le ulteriori iniziative da intraprendere nei presunti responsabili, diretti o indiretti, della morte di questo lavoratore. Ora sarà l'inchiesta giudiziaria a stabilire se questa tragedia si sarebbe potuta evitare.
E sulla morte del vigilante, il vice premier e ministro Matteo Salvini si dichiara profondamente addolorato, informando di aver chiesto informazioni dettagliate sull'accaduto, con particolare riferimento al contratto e alle mansioni del lavoratore, a quanto si legge in una nota diffusa dallo staff del segretario della Lega e vice premier. Cordoglio anche da Simico, società infrastrutture di Milano Cortina, che precisa trattarsi di un cantiere che non è di propria competenza. Simico attende che gli organi competenti svolgano le necessarie indagini al fine di accertare quanto accaduto. Chiedono chiarezza Filcams e CGIL di Belluno con i rispettivi segretari Chiesura e Casanova. Numerose sono le vertenze aperte nel settore della vigilanza privata in provincia di Belluno e sono concentrate proprio sulla questione salute e quindi così il sindacato Casanova e Chiesura parlano di condizioni di lavoro critiche con turnazioni esasperate in condizioni ambientali non agevoli e spesso senza dotazioni strumentali adeguate rispetto ai servizi richiesti. Ora andiamo invece nel Padovano, a Sant'Elena, dove la comunità è in lutto per la tragedia che ha colpito una famiglia di origini albanesi, con la CGIL che dice tragedia inaccettabile sul lavoro. Poca voglia di parlare, tanto dolore a Sant'Elena tra familiari, amici e colleghi di Zevkset Alili, l'operaio 59enne che ha perso la vita mentre era al lavoro alla Sesa di Este, l'azienda di gestione dei rifiuti nella quale era stato assunto a tempo indeterminato da 3 anni, dopo che una decina d'anni fa erano arrivati dall'Albania con tutta la famiglia, diventando poi cittadini italiani. Cittadini italiani, insomma, che credo parte integrante della nostra comunità, che adesso deve riuscire a stargli vicino. Una tragica notizia, mi sento in questo momento così difficile di esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia. Credo che questo sia la cosa più importante. Poi per il resto attenderemo che le autorità facciano il loro corso per capire le dinamiche di questo grave incidente. Tristezza e lacrime davanti all'abitazione di Zevkset, una vita interamente dedicata al lavoro e alla famiglia, con il sogno di ristrutturare una nuova abitazione dove vivere con moglie e figlie. 4 giorni fa un incidente analogo in un'azienda di Borgoricco, sempre causato dalla pressa di un compattatore della carta. La morte di una persona non è un elemento accettabile, un luogo di lavoro non è un luogo di mattanza, non può continuare a persistere questa strage che c'è sull'intero territorio nazionale e che ha colpito Padova anche in questo inizio di anno. Il lavoro deve tornare a essere sicuro, deve essere un elemento di centralità, l'uomo è la centralità in questo ragionamento e non certo l'economicità. La Sesa dal canto suo è vicina alla famiglia Alili e pronta a collaborare con Carabinieri e Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'azienda, che sostiene di essere sempre molto attenta alla sicurezza, è partecipata al 51% dal comune di Este. Il sindaco sarà presente al funerale, ancora da fissare, e promette sostegno alla famiglia. Sesa è un'azienda pubblica, il 51% è detenuto dal comune di Este. Io sono certo che l'azienda opera anche in termini di sicurezza del lavoro con la massima responsabilità e serietà. Dopo si tratta di un evento inatteso e adesso siamo tutti scossi. Altro non mi sento di dire se non che come rappresentante della comunità cercheremo di stare vicino alle figlie, alla moglie e a tutti i parenti e amici. Grave incidente sulla pista di motocross di Isola Vicentina, una giovanissima motociclista cade e si ferisce alla colonna vertebrale rischiando la paralisi delle gambe. I medici dell'ospedale San Bortolo di Vicenza sono tuttora impegnati a salvare le articolazioni delle gambe di una adolescente di circa 14 anni giunta in codice rosso dopo un incidente avvenuto sulla pista di motocross a Scovizze di Isola Vicentina. La ragazzina, impegnata in una sessione di allenamento, verso le 12:30 ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra, lesionando seriamente la colonna vertebrale. Subito soccorsa, la giovane motociclista è stata celermente trasportata con l'eliambulanza al pronto soccorso. I medici, dopo le prime cure, stanno valutando la reversibilità del danno subito alle gambe. La giovane rischia la paralisi. Sono ore forse decisive queste per la liberazione in Venezuela del cooperante Alberto Trentini, certamente ce lo auguriamo e se lo augurano tutti al Lido di Venezia. È in diretta il nostro Lorenzo Maier con Edoardo Paris. Lorenzo, a te.
Buonasera Lina, a te e ai nostri telespettatori. Sì, ore e momenti cruciali. Siamo qui a Sant'Antonio davanti alla chiesa dove è appena iniziata la Santa Messa del sabato, che era una dedica particolare per pregare per la liberazione di Alberto Trentini e per la sua famiglia. Una giornata trascorsa in attesa di notizie, con tanti contatti, ma ancora nessuna novità concreta all'orizzonte. Abbiamo qui con noi, e lo ringrazio per aver sfidato anche il Gero, l'ex sindaco di Venezia Ugo Bergamo, parrocchiano di questa parrocchia, di questo territorio, una persona sempre molto presente, venuto qui per portare la vicinanza alla famiglia. Ma prima di sentirlo farei partire, se sei d'accordo, il servizio che racconta la giornata di oggi. Sono oltre 400 i prigionieri detenuti nelle carceri venezuelane che sperano e attendono di essere liberati dopo la caduta del regime di Nicolás Maduro. Gli italiani, insieme ad Alberto Trentini, circa 28 dei quali per ora sono stati scarcerati. Solo gli italo-venezuelani con doppio passaporto. Continuano però i contatti per il nostro connazionale Alberto Trentini e la sua comunità. La parrocchia di Sant'Antonio Lido di Venezia si ritrova puntuale in preghiera anche per chiedere durante l'Eucaristia in modo incessante la sua liberazione. Nel pomeriggio qualcuno per un attimo ha anche alzato le tapparelle di casa Trentini, ma i genitori Armanda e Ezio restano chiusi in casa in attesa di ricevere notizie. La presidente Meloni ha pubblicamente definito un gesto di grande valore la decisione della presidente dell'Assemblea venezuelana Delcy Rodriguez di liberare molti prigionieri, e questa dichiarazione forse potrebbe aprire la strada anche a importanti sviluppi positivi per Alberto Trentini. Intanto il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, è al lavoro con il team della Farnesina, e chi a Venezia e in Veneto è uno dei più suoi stretti collaboratori in Forza Italia è l'assessore comunale veneziano lidense Michele Zuin, con un ruolo amministrativo anche nel partito, che dice: sono ore d'attesa in questi giorni per la liberazione del nostro concittadino Trentini. Tutti noi speriamo in una soluzione appunto dopo quello che è successo in Venezuela e dopo le liberazioni che ci sono state in questi giorni. Il ministro degli esteri sta facendo il possibile, ha parlato con gli Stati Uniti in modo tale anche lì di sollecitare la liberazione del nostro Trentini. Ci sono in queste ore difficili speranze e fiducia. Speriamo che arrivi quanto prima questa bella notizia che aspettiamo tutti noi cittadini italiani e soprattutto veneziani del Lido e soprattutto la famiglia. Allora, avvocato Bergamo, grazie per essere con noi. Allora, che impressione si è fatto di questa storia e qual è il suo appello? Siamo tutti qui a testimoniare vicinanza, solidarietà alla famiglia trentina d'Alberto, che è diventato per noi un simbolo nei nostri cuori, nei cuori di tutti gli italiani. Speriamo che l'attesa finisca presto e che il regime, che purtroppo ancora resiste in Venezuela, abbia dei cedimenti, e queste crepe che si sono cominciate a dimostrare un senso di più umanità e apertura, di tolleranza e di comprensione, che molte detenzioni sono veramente assolutamente ingiuste e devono cessare, si avveri. La famiglia di Treppi d'attesa, noi lo siamo altrettanto, e vogliamo anche auspicare che la nostra gente, i nostri uomini e donne in giro per il mondo che cooperano per il bene di tanta gente, di tante realtà in difficoltà, possa farlo liberamente, a testa alta, senza rischiare, portando quei valori che sono i valori veri del nostro paese, di vicinanza, di comunanza, di solidarietà internazionale. Ecco, nella sua esperienza istituzionale in questi momenti ci vuole anche molta calma. Sì, credo che il silenzio sia d'obbligo, la diplomazia deve lavorare, bisogna fare breccia in un regime crudele, e quindi ogni mossa potrebbe essere avventata, una forzatura inopportuna, ma la fiducia che riponiamo in questa notizia, che attendiamo con ansia arrivi in tempi brevissimi, ci fa sperare che questo silenzio non è fine a se stesso, ma è sicuramente foriero di quella tanto attesa notizia, per la famiglia soprattutto, ma anche per tutto il paese che ha trepidato insieme alla famiglia.
Grazie per questa sua testimonianza, grazie davvero. C'è un altro veneziano che è stato bloccato in Sudan per circa un anno, che è uscito e che oggi l'abbiamo registrato, ha voluto lanciare un messaggio importante per Alberto. E con queste sue parole di Marco Zennaro, Lina, se sei d'accordo, vi saluto e ti restituisco la linea. Buongiorno Alberto, mi riferisco direttamente a te come se ti potessi sentirmi, perché capisco molto questa situazione che stai vivendo, avendola anch'io un po' trascorsa. Sono i momenti dove sembra tutto che si sia risolto, ma bisogna tenere salda la barra dei comandi e essere tranquilli perché la soluzione è vicina, ma non è ancora stato risolto. Mi ricordo ad esempio nel mio caso dove sembrava tutto risolto e mi ricordo col dottor Vignali andati all'aeroporto per 3 volte prima di prendere il volo che mi riportasse a casa, per tutta una serie di circostanze al di fuori del nostro controllo. La situazione in Venezuela deve essere molto confusa e in continua evoluzione. Ci auguriamo che da un momento all'altro la notizia che tutti stiamo aspettando qui a Venezia arrivi. So che c'è molta trepidazione, capisco anche tutta l'ansia che possono provare i tuoi genitori. La cosa principale che mi sento di dire è di mantenere la salda la barra dei comandi e essere sereni, non fare cose avventate. Ci siamo e quindi veramente con la preghiera, con la speranza, con tutto quello che necessita il caso, domani ti aspettiamo qua. E se non è domani sarà dopodomani, e se non è dopodomani sarà prima possibile, perché tutti quanti ci auguriamo che questa storia finisca ed è arrivato il momento. Forza Alberto. Questa dunque la pagina dedicata ad Alberto Trentini, speriamo che ci siano presto novità, grazie ai colleghi di Venezia, grazie a Ugo Bergamo. Allora andiamo avanti con la cronaca, ancora un grave episodio di violenza domestica, questa volta arriva dal Bassanese. È una faccenda privata questa, siete in casa mia, non avete il permesso di entrare e a fare domande. Lo ha urlato in faccia agli agenti della Polizia di Stato il 33enne di Romano De Zelino, che questa notte è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna. Gli uomini del vicequestore Claudio Di Paola sono intervenuti intorno a 00:30, dopo che alla centrale operativa di Bassano era pervenuta una richiesta disperata di aiuto per una lite violenta in corso. Proveniva dall'abitazione dell'uomo, ormai fuori controllo, che brandendo un coltello da cucina e poi un taglierino stava minacciando la compagna più giovane dopo averla colpita ripetutamente al volto, tutto davanti ai figli minori. Un'angosciante aggressione avvenuta per futili motivi legati all'uso del telefono cellulare. A chiamare sarebbe stato il compagno della mamma della donna, terrorizzato da quanto stava accadendo in casa. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'uomo ancora in forte stato di agitazione. La compagna sotto shock presentava evidenti lividi al volto e alle braccia. È stata soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano. Dalle prime testimonianze è emerso che le violenze andavano avanti da circa un anno, senza che la vittima avesse mai sporto denuncia. L'uomo è stato arrestato e portato prima al commissariato di Bassano e successivamente trasferito alla casa circondariale di Vicenza. Lunedì sarà interrogato dal giudice per la convalida dell'arresto e poi potrebbe essere processato per direttissima. Di certo è stata avviata una procedura da codice rosso. Ha tagliato con il flessibile 5 pali dell'illuminazione pubblica perché a suo dire erano installati sulla sua proprietà e per questo un 36enne del Veronese è stato arrestato dai carabinieri. I militari si sono attivati, chiamati dal sindaco di Colognola, il quale mentre stava camminando lungo la via Stra ha visto un uomo intento a danneggiare alcuni pali dell'illuminazione pubblica. I carabinieri giunti sul posto in un battibaleno hanno raggiunto il soggetto noto
noto per i suoi precedenti penali perché già sottoposto all'avviso orale, che non curante della presenza degli investigatori continuava a usare il flessibile per abbattere i pali della luce dopo averne già divelti 5. Il 36enne si è giustificato sostenendo che i pali dell'illuminazione erano stati installati su una porzione di terreno di sua proprietà, area nella quale è stata realizzata anche una pista ciclabile. Andiamo nel veneziano adesso, ad Asseggiano, con l'ultimo saluto a Massimiliano Ferru, l'alpinista 49enne che ha perso la vita a causa di una slavina a Recoaro Terme. Ogni passo con te, ogni pietra è un momento che abbiamo vissuto insieme, un'esperienza che abbiamo condiviso, un sorriso che ci siamo scambiati. Quando perdevamo il sentiero, gli uomini di via ci indicavano il percorso da seguire, dove avremmo dovuto muovere i prossimi passi. Così, come la tua amicizia, ci ha resi parte di qualcosa di più grande che ormai è con noi e ci accompagnerà sempre in ogni passo con te. Il messaggio scritto dagli amici di Massimiliano Ferru, 49 anni, riecheggia per tutta la cerimonia di addio. La chiesa gremita di amici e parenti è colma di messaggi, pietre, tronchi, echi di montagna che Massimiliano amava, la stessa che l'ha portato via. Lavorava con i trasporti, ma era la montagna la sua grande passione. Arrampicatore esperto, quando poteva saliva sui monti, come è successo quel fatidico 2 gennaio. La bella giornata di sport si è trasformata in tragedia a causa di una slavina. Si trovava con un amico nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme, nel Vicentino. Viveva con la moglie e i suoi 2 figli accanto alla mamma anziana. Da una decina d'anni la sua passione lo aveva avvicinato anche allo storico gruppo degli Sgrafa Masegni dalla parrocchia del Cristo Lavoratori di Marghera, associazione attiva nella promozione dell'arrampicata tra i giovanissimi con cui collaborava attivamente. Anche loro alla cerimonia funebre. Sentita l'omelia del parroco nel ricordo di Massimiliano, che ha ricordato l'amore che nutriva per la famiglia, i figli e la madre, oltre che per tutti i ragazzi che seguiva. La montagna raccontata come simbolo di forza, natura, ma anche di pericolo, una metafora della vita che Massimiliano ha vissuto con gioia e intensità. Sono proseguite per tutto il giorno le ricerche della ragazza padovana di 22 anni scomparsa da martedì sui colli Euganei e di cui è stata ritrovata la bicicletta. Proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova, scomparsa dalla sua abitazione di Brusegana da 4 giorni, senza più dare notizie alla famiglia, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Uscita di casa attorno alle 20 del 6 gennaio, giorno dell'Epifania, l'ultimo segnale del telefono cellulare è stato agganciato a Teolo, sui colli Euganei, a un ripetitore che però copre una distanza di quasi 20 km di raggio, e nella zona di Teolo sono concentrate in questo momento le ricerche, portate avanti da numerose squadre dei volontari della Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco di Padova. La prefettura ha allestito un centro di coordinamento nella piazza di Teolo con il supporto del comune. Nel pomeriggio la zona è stata sorvolata anche dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Gli amici di Annabella hanno aperto intanto un gruppo sui social per raccogliere ogni eventuale notizia sulla giovane, che studia giurisprudenza a Bologna, e per questo alcuni ipotizzano che possa essersi spostata nel capoluogo emiliano. Yemen, voli cancellati e turisti bloccati. Vi raccontiamo l'odissea di 2 ragazze di Pove del Grappa. Sono rimaste sull'isola di Socotra 5 giorni in più del previsto, in attesa di notizie dal ministro degli esteri, ma dalla Farnesina non hanno ricevuto aiuti. C'erano 2 ragazze di Pove del Grappa tra i turisti bloccati nello Yemen dopo la cancellazione dei voli di ritorno in Italia e nelle altre nazioni a causa delle tensioni nel paese che hanno comportato la chiusura dello spazio aereo. Alice Poli, il suo fidanzato Samuele Cavicchi e l'amica Vania Beltramello sono rientrati solo stanotte. Erano partiti il 28 dicembre e sarebbero dovuti tornare a casa il 4 gennaio. Non sapevano né come né quando. L'odissea delle 2 giovani è giunta al termine, ma si sono dovuti arrangiare. Ai nostri microfoni il racconto di Alice. Stiamo bene, siamo sempre stati bene, la situazione nell'isola è assolutamente sicura. Diciamo che abbiamo naturalmente avuto qualche disagio legato al fatto di aver dovuto acquistare dei nuovi biglietti, attendere che venissero riorganizzati i voli, che poi sono stati da Socotra all'Arabia, dove siamo arrivati appunto ieri, mentre oggi siamo rientrati in Italia.
e abbiamo avuto un enorme supporto dall'agenzia locale e dai local che ci hanno veramente assistito, accolto nelle loro case, pagato cene e tutto quant'altro, perché uno dei problemi più rilevanti è stato quello di recuperare il denaro appunto necessario per comprare i nuovi voli, proprio perché lì gli strumenti di pagamento sono limitati. Noi abbiamo contattato la Farnesina e le ambasciate, quella italiana negli Emirati e quella italiana in Arabia, di Riyadh, il giorno stesso in cui abbiamo saputo della cancellazione dei voli per informarle di quello che stava succedendo. Abbiamo ricevuto un messaggio dalla Farnesina il giorno in cui era già stato, abbiamo avuto notizia che era stato riorganizzato il volo da Socotra a Jeddah, quindi in un momento successivo. L'unico messaggio che abbiamo ricevuto è stato quello in cui ci veniva richiesto se eravamo riusciti a recuperare il denaro per acquistare i biglietti e se eravamo già in possesso del biglietto, al che io peraltro risposi che avevo ricevuto il denaro grazie ai miei genitori che me l'hanno trasferito via Western Union, e non ho più ricevuto alcuna risposta nonostante io avessi precisato che non avevo ancora alcun biglietto. Siccome su questo sono state date delle notizie tali per cui la Farnesina ci ha aiutato, addirittura si è detto che ci avrebbe riacquistato i voli, assolutamente no, ci siamo arrangiati in tutto e per tutto e non abbiamo veramente avuto nessun tipo di supporto, nessuno. È arrivata fino al Parlamento europeo la lotta contro l'inquinamento delle acque portata avanti dal Comitato cittadino di Montecchio, Precalcino e Villa Berla. Oggi vuole implementare la sua attività gestendo anche rifiuti in ambito medico altamente pericolosi, e in questo caso sarebbe classificata come industria insalubre di prima classe in una zona di ricarica di falda, quindi quella che dà poi l'acqua agli acquedotti tra il Vicentino e tutto l'intero contesto padovano. Questo tipo di progetto non può essere sottovalutato e vi sono evidenti rischi di violazione di norme che sono proprio quelle fatte per tutelare la nostra salute. Per scongiurare questo pericolo, l'ampliamento della ex Silva di Montecchio Precalcino diventa di interesse europeo dopo che il Comitato Tuteliamo la Salute ha ottenuto l'ammissibilità della petizione raccolta presentata al Parlamento di Bruxelles. La Commissione Petizioni, il suo presidente che insieme con me dirige questa commissione, ha scritto al Comitato, ha detto: la vostra petizione ha diritto di essere discussa, tecnicamente ci sono dei principi rilevanti e di conseguenza affronteremo questo aspetto adesso da un punto di vista politico. Sarà un percorso sicuramente non semplice, perché mi immagino che ci saranno delle opposizioni di natura politica, però voglio ricordarci che il tema della tutela della salute, della tutela di una delle risorse più preziose e irrinunciabili, cioè l'acqua, dopo il caso anche dei PFAS e della compromissione della seconda falda più grande d'Europa, non possiamo assolutamente pensare sia un tema partitico, ma è un tema di natura collettiva. L'attuale attività dell'azienda che smaltisce gli scarti delle sabbie di fonderia rappresenta un pericolo potenziale per la ricarica delle acque. Anche per questo la Commissione Petizioni Europea ha stabilito che il caso Vicentino sia discusso entro 90 giorni con un obiettivo primario stabilito. È quello che venga rilevata una non coincidenza del progetto rispetto alla direttiva quadro acque e che il principio di precauzione venga fatto rispettare, perché anche se l'azienda garantirà la massima sicurezza dei suoi impianti, l'incidente è sempre dietro l'angolo, è sempre rischioso e in questo contesto non ha possibilità di essere limitato. Domani alle 11.30 alla libreria Lovat di Villorba il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli presenterà il suo ultimo libro, Focus, storia, retroscena e segreti di un talk show di successo, un volume che ripercorre quasi 20 anni di politica e fatti del territorio raccontati nella cornice dell'appuntamento televisivo serale più seguito dai veneti. Appuntamento dunque domani mattina alle 11.30, come detto, alla libreria Lovat di Villorba. Era l'ultima notizia per questa edizione, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo, tra poco l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Una buona serata, arrivederci.